Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Sano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione sera per quanto riguarda il nostro spazio informativo su friulitv.net. Apriamo subito con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 7.223 tamponi molecolari sono stati rilevati 509 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,05%. 3.226 test rapidi antigenici, dai quali sono stati rilevati 259 casi, l'8,03%. I decessi sono 21, ai quali si aggiungono 7 progressi avvenuti tra il 22 febbraio e il 18 marzo. I ricoveri nelle terapie intensive sono 78, mentre quelli in altri reparti 650. I decessi complessivamente ammontano a 3.227, i totalmente guariti 72.385, i clinicamente guariti 3.348, quelli in isolamento 15.292. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 94.980 persone, tra questi anche 1.061 da fuori regione. Ci spostiamo adesso a Udine. Questa mattina incontro tra il sindaco Pietro Fontanini che ha ricevuto a Palazzo d'Aronco il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica, l'onorevole Vania Gava. Tra i vari argomenti trattati anche il progetto strategico Udine 2050 che intervenendo sulla tratta ferroviaria che va dall'ex Safao all'ex deposito delle locomotive di Via Butrio andrà a recuperare intere aree di Udine dismesse e in stato di degrado, oggi tagliate fuori dalla linea, ridisegnando la città nella direzione dell'attenzione alla qualità della vita della persona, della prossimità dei servizi e della valorizzazione della dimensione della sostenibilità ambientale. Dentro questo contenitore si pensa di sviluppare investimenti rivolti all'alta formazione e di carattere sanitario, direzionale e ricreativo. Si è tenuto oggi il tavolo di monitoraggio per dare continuità al progetto a Monfalcone, che quest'anno ha visto l'attivazione di una sezione sperimentale a partire dalla classe terza dell'ISIS Pertini di 16 ragazzi, con l'obiettivo di formare delle figure professionali idonee al lavoro nei cantieri navali. In particolare il focus è la sua formazione di saldatori, carpentieri, tubisti, elettricisti ed altre figure attinenti alle necessità del cantiere. Grazie al protocollo, firmato con soddisfazione da parte di tutte le parti coinvolti, la sezione sperimentale dell'ISIS Pertini diventerà una realtà stabile, una vera e propria specializzazione triennale con la formazione di nuove classi terze e la continuità di percorso garantita per tutte fino alla classe quinta. È stato sottolineato come l'iniziativa di specializzazione con ricaduta lavorativa territoriale renda più attrattivo un istituto professionale, un tipo di scuola secondaria di secondo grado, spesso percepita come soluzione di ripiego da alunni e genitori. È stato elogiato l'impegno della SUGI,
che ha sottoposto gli alunni della classe terza sperimentale ai tamponi previsti dai protocolli sanitari per poter svolgere le ore di pratica presso le sedi di Fincantieri. L'ottimo lavoro compiuto dal personale del nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale del Corpo Forestale Regionale, al quale spetta un sentito ringraziamento, sta dando ottimi risultati nel contrasto al bracconaggio, in particolare per quanto riguarda la cattura e la caccia illecite di uccelli. L'azione di controllo attuata in Friuli Venezia Giulia ha infatti permesso di individuare i soggetti dediti a questa pratica illecita che, danneggiando molte specie protette, causa gravi danni all'ambiente. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche alla montagna, Stefano Zanier, dopo che nei giorni scorsi il Noava ha colto in flagranza di reato una persona dedita all'uccellagione nel comune di Varmo. Si tratta dell'ultima di una serie di operazioni volte a contrastare il bracconaggio in materia di cattura di avifauna, attività illegale praticata soprattutto nel periodo autunno-inverno in occasione dei passaggi migratori, ma che non conosce sosta nemmeno in altri periodi dell'anno. Con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia. Vi diamo appuntamento poco prima delle 23 per un'altra edizione di infofriulitv.net. Come sempre nel corso della giornata vi terremo aggiornati per quanto riguarda le varie notizie e servizi dal Friuli Venezia Giulia. Alla prossima! Would you like to taste a beer where you can discover the typical Friulian specialty? Lumi Beer, the product obtained from 20 hectares of land cultivated with 2-row barley. Biodiversity, environmental performance. Lumi Beer offers 5 versions available, 4 for fast and thirst-quenching consumption, and the Magnum version for connoisseurs. Lumi Beer is for everyone. Lumi Beer is an exclusive product from the Panchera farm. Good seeds, good fruits. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.